Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Orrore in aula a Palermo nel processo sulla strage di Altavilla Milicia. Massimo Carandente racconta i riti e le torture ma nega di avere agito. Pensavo, ha detto, fossero tutti indemoniati. Movida che riparte a metà anni scemi, la via dei pub divisa in due dalla zona rossa, commercianti tra speranze e malumori. Il prezzo del gasolio agricolo schizza al 35% in più come effetto immediato del conflitto in Medio Oriente. A rischio i raccolti in Sicilia. A Catania solo il 30% delle donne lavora spesso in condizioni precarie. La CGIL chiede parità salariale e un cambiamento culturale in vista dell'8 marzo. Tony Pitoni torna in Sicilia dopo il successo a Sanremo. Tra musica, ironia, conquista il pubblico al Golden di Palermo. Sul social impazza il suo video negli spogliatoi del Barbera. Calcio, il Catania spreca il vantaggio a Benevento. Dopo il gol di Lunetta, gli etnei non concretizzano le occasioni e subiscono 2 reti. Sfuma la corsa al primato, tutto da ripensare in chiave play-off. Serie C a Cerignola, la 6ª sconfitta nelle ultime 7 gare per il Trapani, granata sull'orlo del baratro. Lunedì il temuto verdetto della giustizia sportiva. Il Siracusa pareggia 1-1 a Casarano. Ancora ben trovati, andiamo a Palermo. Sono state dichiarazioni che hanno scatenato l'orrore, perché Massimo Carandente, l'uomo che appunto faceva parte della coppia considerata diabolica insieme a Sabrina Fina, si è dichiarato in aula al processo del tutto innocente. In tutto ciò comunque sono emersi ancora dei particolari davvero agghiaccianti. Sentiamo Lorena Dolci. Una palla nella pancia, voci che urlano dal fuoco, corpi che si agitano all'unisono sotto le torture. Gli orrori di una settimana di sevizie, 3 omicidi, un corpo bruciato e seppellito in giardino sono stati ripercorsi in tribunale a Palermo nell'esame di Massimo Carandente, uno dei protagonisti della strage di Altavilla Milicia, ancora convinto a distanza di 2 anni che in quella famiglia fossero tutti indemoniati. Pensavo che Manuel sarebbe resuscitato dopo il rito di purificazione, ha raccontato l'uomo che insieme alla compagna Sabrina Fina si è unito alla famiglia per portare avanti gli esorcismi finiti nel sangue. Mentre bruciava il corpo di Antonella, dal fuoco ho sentito una voce che parlava, poi le urla che uscivano dalle fiamme, riferisce Carandente. Lui che assiste a tutto come in un film, ma non partecipa, anzi all'inizio ho provato a fermarli, dice, ma poi ho desistito perché in fin dei conti Antonella e i figli erano invasi dai demoni. Erano cose concrete, le vedevo con i miei occhi e ci credevo. Secondo le sue dichiarazioni, il primo a essere ucciso il piccolo Emanuel, 5 anni, per mano della sorella Miriam, sopravvissuta e condannata a 12 anni, e di Sabrina Fina. Poi tocca a mamma Antonella, uccisa dal figlio Kevin, incitato dal padre Giovanni Barreca che gli urlava: «Vedi, è lei il mostro che ha ucciso tuo fratello, non è tua madre, è un mostro». Poi è il turno dei 2 fratelli. Gli abbiamo fatto bere una siringa di caffè ed entrambi vomitarono, ha detto Carandente in aula. Ma Kevin vomitò anche una ciocca di capelli biondi. Fu il segnale che anche lui era posseduto e per questo venne ucciso. A Niscemi i commercianti della Movida provano a ripartire, ma lo fanno in una situazione surreale. In via 4 novembre alcuni locali hanno riaperto dopo oltre 40 giorni di stop, mentre altri a pochi metri di distanza restano chiusi perché ancora in zona rossa dopo la frana che ha colpito l'intera area del Belvedere. Gerry Italia. Via 4 novembre prova lentamente a tornare alla normalità. Da sabato alcune attività hanno rialzato le saracinesche dopo oltre 40 giorni di chiusura forzata, ma la strada simbolo della Movida di Niscemi oggi appare divisa a metà. Da un lato i locali aperti, dall'altro quelli rimasti nella zona rossa e ancora chiusi. Sarà dura adesso ripristinare dopo 40 giorni tutto, e far ritornare i clienti, far ritornare la fiducia alle persone di tornare con tranquillità in piazza, ma ci stiamo impegnando. La speranza di ripartire quindi, ma anche la consapevolezza che non per tutti sarà possibile. A pochi metri di distanza il locale di Damiano Schembri, proprio a ridosso del Belvedere, ricade infatti nella cosiddetta zona nera e non potrà mai più riaprire. Sarà molto difficile rinnovarci di nuovo in un altro punto. Guardandoti alle spalle cosa provi?
Amarezza e tristezza. Intanto nei locali che hanno potuto riaprire i clienti stanno lentamente tornando. Un po' di clienti sono tornati, stiamo ritornando alla normalità piano piano. Una situazione che crea inevitabili malumori tra gli esercenti proprio per la vicinanza tra attività aperte e altre rimaste chiuse. Affronteremo appena possibile con chiaramente chi di competenza per dare soluzioni anche a coloro i quali hanno lamentato questo fortissimo disagio. Intanto la città prova a riprendersi la sua vita. Tra luci riaccese, tavolini all'aperto e locali ancora serrati, la movida di Niscemi resta sospesa tra ripartenza e ferite ancora aperte. Attesa e angoscia per migliaia di italiani bloccati a Dubai e in generale nei paesi orientali. La Farnesina gestisce i rientri, ma l'incertezza dovuta al conflitto in corso nel Golfo rende tutto molto più complicato. Luca Ciliberti. Oggi è il 6 marzo e saremmo dovuti essere già a casa, ma il nostro volo è stato cancellato, il secondo. Continuiamo a vivere con l'ansia e la preoccupazione di non uscire più da qui. Siamo stanchi di chiedere aiuto e non ricevere nulla di concreto. Sono 100.000 gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree di crisi. La Task Force Golfo, istituita dalla Farnesina, ha gestito oltre 15.000 chiamate dall'inizio della crisi, circa 200 contatti all'ora e diverse migliaia di email. Gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio sono arrivate quasi a 10.000. I turisti stimati nelle aree adesso sono 8.900 tra Oman, Emirati, Bahrain e Qatar. La gestione dei voli e dunque i rientri dipende dalle contingenze giornaliere, spiegano dalla Farnesina. Così i turisti e i connazionali sono spesso costretti a partire anche da altre località, soprattutto dall'Oman, considerato oggi un paese sicuro. Stanno andando tutti dagli Emirati Arabi Uniti, quindi da Dubai verso l'Oman. Così ad occhio ci saranno una trentina di autobus in fila. Sono invece bloccati in Sri Lanka, nella capitale Colombo, docenti e allievi del Conservatorio Corelli di Messina. Purtroppo siamo ancora fermi in attesa di un volo in rientro a casa. Non abbiamo ancora notizie neanche su possibili rotte alternative e per cui l'apprensione aumenta. Dubai è infatti uno degli aeroporti di transito tra Oriente e Occidente ed è partito dalle Maldive un volo con circa 320 italiani, di cui 60 fragili, mentre partiranno oggi per un problema legato alla disponibilità degli aeromobili. In un primo tempo la partenza era prevista per ieri, voli charter per riportare in Italia i crocieristi della nave MSC Euribia, fermi nel porto di Dubai a causa dello scoppio del conflitto. Gasolio agricolo alle stelle, con lo scoppio appunto del conflitto in Medio Oriente, a risentirne l'intero comparto primario dell'isola. Confagricoltura chiede controlli contro la speculazione, ma anche aiuti alle imprese. Veronica Barbarino. Non si sono fatti attendere gli effetti dell'operazione militare USA-Israele contro l'Iran. A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il prezzo del gasolio agricolo ha registrato un'impennata improvvisa, mettendo in difficoltà le aziende del settore primario anche in Sicilia. Il costo del carburante utilizzato nei campi è aumentato di oltre il 35%, un rincaro che arriva proprio alla vigilia dei lavori primaverili nei campi. E l'aumento dei costi non si limita al solo carburante. Insomma, anche il timore fondato di un incremento dei prezzi nel costo di acquisto dei fertilizzanti azotati che vengono prodotti con il gas naturale che in massima parte viene prodotto nel Golfo Persico, oppure i substrati utilizzati nelle aziende che hanno una componente notevolissima, anche superiore al 50% del costo del trasporto. Un colpo che tocca in Sicilia, particolarmente il territorio ragusano, primo polo italiano per produzione orticola e floricola in serra e detentore del 60% della produzione lattiero-casearia siciliana. È importante che ci si attivi da un lato per frenare spinte speculative e dall'altro per aiutare il settore che si trova in una grande difficoltà. Si chiede quindi aiuto affinché non si attivi una spirale di rincari destinata a pesare anche sul portafoglio delle famiglie. A Messina un 43enne è stato fermato per spaccio di droga, detenzione illegale di armi e ricettazione. In casa e in garage i carabinieri hanno trovato circa 5 kg di droga, 2 fucili con canne mozzate, pistole e munizioni. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere.
E andiamo a cambiare decisamente argomento: parità di salario tra uomini e donne, certificazione di genere, cambiamento culturale. Su questi temi la CGIL invita a riflettere in vista dell'8 marzo, la giornata internazionale dedicata alla donna. Adelaide Barbagallo. Mal pagate, spesso con impieghi precari, costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Nel 2026 le donne continuano ad essere penalizzate nel mondo del lavoro. A Catania rappresentano circa il 30%. La CGIL sollecita aziende e mondo produttivo ad adottare la certificazione di parità di genere e la direttiva europea sulla trasparenza salariale. E questo è il modo migliore per il sindacato per celebrare l'8 marzo. Lavorare su questo vuol dire rendere le donne libere di vivere, di autodeterminarsi, ma anche libere dalla violenza. La certificazione di parità di genere converrebbe anche alle aziende. Questa certificazione, tra l'altro, prevede che le aziende abbiano degli sgravi fiscali nel momento in cui assumono delle donne e pongono in essere appunto tutta questa attività, tra cui anche la formazione, e che hanno anche un punteggio prioritario quando partecipano ai bandi e quindi nel mondo anche degli appalti. Non solo strumenti economici e legislativi, serve, è stato sottolineato nell'incontro, cui hanno partecipato anche Confindustria Catania, Confindustria Imprenditoria Femminile, Confcommercio Catania e Confcommercio Terziario Donna, un cambiamento culturale. E restiamo in tema, parliamo ancora di donne in vista dell'8 marzo. In una scuola palermitana è stato organizzato un convegno con oltre 300 studenti con l'obiettivo di fare prevenzione rispetto appunto alla violenza di genere. Marco Gullà. Sara, all'improvviso tu prendi uno schiaffo dal tuo compagno, dal tuo partner, dal tuo amico. Cosa faresti in quel caso? Allora, penso che la prima cosa che farei è cercare di capire il perché di questa azione e poi sicuramente andrei a dirlo a qualcuno. È una delle domande che è stata rivolta a queste studentesse in occasione del convegno Quando l'amore diventa pericolo, femminicidio e narcisismo patologico. Ci avviciniamo all'8 marzo, giornata in cui si celebra la donna, e questa iniziativa rientra nelle attività di educazione al rispetto e di prevenzione della violenza di genere. Oggi è stato un incontro non tanto informativo quanto di prevenzione, una prevenzione direi quasi primaria. In che cosa consiste la prevenzione primaria? Nel rendersi veramente conto della persona che è accanto. Spesso molte ragazze sottovalutano il comportamento di chi sta loro accanto. Anche uno schiaffo può non essere considerato un primo segnale d'allarme. Molte volte quando si è dentro a queste situazioni si tende a sottovalutare le situazioni di pericolo, le ipotetiche situazioni di pericolo, perché si pensa di conoscere bene la persona che sta accanto, però poi non sempre è così. Conoscerla al massimo, non semplicemente approcciarsi in un modo superficiale. Dove vai? Non uscire con le tue amiche, stai con me, oppure non studiare, perché devi studiare, non ti preoccupare, stai con me. La privazione sempre dell'altro, questo è un grande limite. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo nuovamente a Palermo dove è stata presentata l'associazione No Maranza, tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, No Maranza, da un'idea dello chef Natale Giunta, nato dopo l'omicidio di Paolo Taormina. L'associazione nasce con l'obiettivo di contrastare la malamovida, arginare episodi pericolosi come risse e pestaggio al suo interno commercianti, cittadini ma anche professionisti. Marco Gullà. Da cartello affisso davanti al suo locale ad associazione, lo chef palermitano Natale Giunta ha presentato No Maranza. L'associazione nasce con l'obiettivo di contrastare la malamovida e arginare episodi pericolosi come risse e pestaggi che spesso si registrano nelle notti di Palermo, sfociati anche in eventi tragici come l'omicidio di Paolo Taormina, ucciso davanti al suo locale.
In Omaranza perché al nord in Omaranza sono i Maranza di oggi, seconda generazione di immigrati e delinquenti, da noi Maranza viene dall'ultimo killer che ha ammazzato Paolo Taormina, quindi Maranza no. Nell'associazione avrà un ruolo anche l'ex inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petix. Vedo una movida sempre più incattivita e pericolosa per i nostri ragazzi e anche per noi, per cui sentivo che bisognava fare qualcosa. Quando mi hanno detto vuoi partecipare, quindi evidentemente il mio ruolo è dar visibilità al problema, perché il problema esiste. Io ho detto sì, perché comunque è un problema e non possiamo permetterci di non vederlo. Tutte le volte che non abbiamo visto un problema in questa città poi è diventato più grande, dobbiamo fermarlo in tempo. Movida sicura è allontanare chi invece vuole creare danni e disagi, gli obiettivi dell'associazione che ha già incamerato diversi tesserati e soci tra commercianti e residenti. Che garante della sicurezza. Tony Pitoni è ritornato in Sicilia dopo il grande successo del Festival di Sanremo, ha inaugurato il suo tour partendo da Palermo. Sentiamo Desiree Ferlito. Un personaggio che divide. Il siracusano Tony Pitoni ritorna nella sua Sicilia dopo il grande successo del Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare alla serata cover con The Ladies of Trump insieme a Dito nella piaga, per il primo spettacolo del suo tour al Golden di Palermo. Apprezzo di Tony è la politicità a livello musicale, perché nel suo album trovi di tutto, dal funky alla trap, tutto. Il più giovane tende a cogliere di più la satira che c'è dietro le sue canzoni, quindi non penso siano testi fatti con troppa serietà, ecco. Musica, ironia e provocazione. Il performer punta più sull'intrattenimento immediato e sulla costruzione del personaggio che su una proposta musicale strutturata. Tony Pitoni coinvolge il pubblico, gioca con l'assurdo e trasforma il suo concerto in uno show quasi teatrale. In terra sicula, ospite del club di Via del Fante, prima della partita contro il Mantova, al Barbera Pitoni torna a far parlare di sé. Tutti impazziti sui social per il video negli spogliatoi, dove osserva le maglie dei giocatori rosanero e la sua con il numero 21. Al suo fianco c'è l'iconica maglia del Palermo di Luca Toni, trasformata per l'occasione. Prima di entrare in campo saluta lo storico magazziniere e cita la frase diventata un meme sul palco di Sanremo. Qua non cago, Vabbè. Fermiamo adesso e subito dopo il calcio cominceremo con il Catania, sconfitto ieri a Benevento. A tra poco. E siamo al calcio con il Catania che ieri ha perso a Benevento e adesso dovrà concentrare tutto in chiave play-off. Al Vigorito buona prestazione, ma anche quei difetti già emersi in altre trasferte. Sentiamo il nostro inviato a Benevento, Marco Carli. Un punto nelle due partite più importanti con Salernitana e Benevento. Questo è il bottino raccolto dal Catania dopo due prestazioni positive che potevano valere altro e che ribadiscono il concetto. Il Catania perde la possibilità di lottare per il primato, non certo negli scontri diretti. A Benevento addirittura gli etnei sono riusciti a passare pure in vantaggio con Lunetta, ma poi sono emersi alcuni mali. Difficoltà in questo caso nel gestire il vantaggio, il Benevento ha pareggiato subito con la Mesta, ma soprattutto nel chiudere l'incontro nel momento migliore, fra la parte finale del secondo tempo e un avvio di ripresa in cui il Catania tiene il pallino ma non punge, se non con qualche conclusione da fuori. Noi in certi momenti dove potevamo essere più fortunati, avere qualche punto in più, non ce l'abbiamo avuto. Poi è normale che sotto l'aspetto mentale e psicologico quando hai un certo vantaggio gestisci in maniera diversa le partite, invece che tu devi rincorrere sempre, devi vincere e magari perdi lucidità. A Benevento Toscano, consapevole dell'unico risultato utile per tenere viva la corsa al primato, cambia e prova a vincerla con Caturano e Bruzzaniti, ma segna il Benevento che contrariamente al Catania concretizza l'occasione con l'attaccante più caldo del momento, cioè Mignani, che entra e fa gol. C'era Marico, questa è la verità, speravamo, pensavamo, ci auspicavamo di venire qua e portare a casa i 3 punti, così non è stato.
Siamo al Trapani, restiamo dunque alla Serie C. Il Trapani ieri è stato battuto 4-2 nella trasferta di Cerignola. La squadra granata sempre più giù in classifica, e poi c'è l'attesa per il verdetto di lunedì della giustizia sportiva. Franco Cammarassana. Squadra granata sempre più in fondo alla classifica e sul bordo di un autentico precipizio. Al 10° Battimelli si fa respingere una conclusione in angolo. Il Cerignola però riparte veloce e va in vantaggio con una bella girata di Zach Ruggiero, giocatore in prestito proprio dal Trapani. Al 29° su un altro contropiede Galeotti respinge un diagonale di Gambale che dal successivo angolo realizza di testa il raddoppio. Il 3-0 giunge al 39°, solita azione veloce di rimessa del Cerignola, appoggio di Vitale per Paolucci che al volo batte Galeotti. A tempo scaduto Gasparro trattiene per la maglia Battimelli e l'arbitro, dopo un lungo consulto video, assegna il calcio di rigore che Celeghin trasforma spiazzando il portiere. Ripresa con un Trapani finalmente aggressivo e più votato al gioco, ma guadagna solo calci d'angolo senza riuscire a far gol. Ci riesce invece al 76° Gambale, su un cross di Russo anticipa Motok realizzando il 4-1. All'82° Vasquez riapre la partita, ma ormai è troppo tardi. A tempo scaduto ci provano prima la Sorsa e poi Stauciuk, ma Russo respinge le conclusioni di entrambi. Domenica al Provinciale arriva il Crotone, ma la partita più importante il Trapani se la giocherà lunedì, quando la giustizia sportiva deciderà sul suo destino. Pari esterno per il Siracusa a Casarano, si tratta del secondo risultato utile consecutivo per gli azzurri di Turati, però purtroppo la situazione resta sempre molto difficile. Marco Petrolito. Al Capozza finisce 1-1 al termine di una gara combattutissima, il cui risultato non accontenta né Casarano né Siracusa, entrambe a caccia di punti pesanti ma per obiettivi ben diversi tra di loro. Sono gli azzurri a partire con più intraprendenza. La prima occasione arriva al 12°, tacco di sbaffo per Valente che caccia da posizione defilata ma Bacchin respinge. Il Siracusa gioca meglio, ma è nella ripresa che la gara si accende. Dopo una girata alta di Frisen, a passare è la squadra di casa. Minuto 48, azione sulle sinistre di Ferrara e inserimento perfetto di Cerbone che elude la difesa azzurra e batte Farloni per l'1-0. Gli ospiti reagiscono, al 76° sfiorano il gol con un potente destro di Riccardi che termina di pochissimo al lato, e poco dopo, sugli sviluppi di un corner, arriva il pareggio. Cross di Valente, Puzzone sotto porta firma l'1-1 di testa. Al 90° il Siracusa sfiora anche il colpaccio con una punizione di Valente che esce di un soffio. Dall'altra parte Casarano vicino al 2-1 con la rovesciata di Sant'Arcangelo che si stampa sulla traversa. Ultimissima occasione ancora per gli azzurri, con un tiro da posizione defilata di Marafini, ma Bacchin para a terra. Adesso per la squadra di Turati si pensa subito al Giuliano, anche se il nuovo deferimento di ieri e la classifica deficitaria appaiono sempre più come una montagna difficilissima da scalare, nonostante questo punticino dia ancora una piccola speranza. E l'approfondimento su tutti i temi legati al calcio siciliano nell'appuntamento di oggi con anteprima corner, e naturalmente vi segnalo che poi questa sera ci sarà invece un'edizione di corner tutta dedicata al Catania. Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Angelo Gagliano. Vi ricordo il prossimo telegiornale in onda su Telecorola alle 19. Vi ringrazio per averci seguito.